Treviso denuncia 2 minori ritenuti responsabili di una tentata rapina e di un'aggressione a San Liberale. Anche la vittima è un minorenne sedicenne all'epoca dei fatti. Il comune di Treviso avvia l'iter per dotare gli agenti della polizia locale della pistola elettrica. Per il sindaco Conte un'ulteriore tutela per gli agenti. Tragica Pasquetta sulle strade a Noventa di Piave, incidente fatale ad un giovane di 28 anni di Salgareda, Davis Marzon, in un video gli istanti prima dello schianto. Valanga Misurina, travolto un gruppo di 6 persone, 15 della provincia di Udine, rimane sotto la neve, estratta da una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza in zona per un'esercitazione. Pioggia e frane tra i comuni di Valdobbiadene e Miane, abbattuti oltre 30 alberi per mettere in sicurezza la provinciale che collega Guia e Combay. Il sindaco di Valdobbiadene è colpa dell'incuria dei privati. Finge di essere il sindaco di Castelfranco Veneto e con un messaggio su WhatsApp chiede soldi, sventata una truffa ai danni di un conoscente del primo cittadino. Si è spento a 90 anni Antonio Carpenedo, rivoluzionario del mondo caseario. Nell'azienda di Camalò di Povegliano produsse il primo formaggio ubriaco. Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Nella Marca 12 nuove diagnosi ogni mese, 300 i minori in carico al centro di riferimento dell'ULS 2, il Samarotto di Villorba. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Avete sentito i titoli di questa sera, ma apriamo subito presentandovi il sondaggio che si inserisce nel confronto sempre più acceso su quella che era stata la proposta del ministro Salvini di inserire un tetto di studenti stranieri all'interno delle aule delle nostre scuole. Un tetto agli stranieri in aula giusto? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Sì, 0422 16 26691, 0422 16 26690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Allora veniamo alla cronaca in apertura con la squadra mobile di Treviso che ha denunciato 2 minori che sono ritenuti responsabili di una tentata rapina e di un'aggressione ai danni di un minorenne. Aveva 16 anni all'epoca dei fatti. Un incontro per vendere un borsello si trasforma in una rapina con tanto di aggressione a calci e pugni. Vittima un sedicenne di origini straniere che lo scorso agosto mette in vendita sui social un borsello per 40 euro. Contattato da un 14enne anche lui di origini straniere, i due si danno appuntamento in via Campagna, a 2 passi dalla chiesa di San Liberale a Treviso. Al momento dell'incontro però il 14enne si presenta in compagnia di un amico italiano di 15 anni. I due, prima di pagare, chiedono di poter indossare il borsello. Il sedicenne lo consegna ed è a quel punto che i due fuggono. La vittima inizia ad inseguirli, riuscendo a raggiungerli. I 2 amici allora reagiscono, gettano a terra il ragazzo e iniziano a picchiarlo con calci e pugni, abbandonando poi il borsello prima di scappare. Il giovane ferito si reca in pronto soccorso con contusioni multiple e viene dimesso con una prognosi di 7 giorni. Immediatamente scattano le indagini degli agenti della squadra mobile della questura di Treviso che riescono a identificare in poco tempo uno dei 2 presunti responsabili. L'attività investigativa prosegue nei mesi successivi per risalire anche all'altro giovanissimo. Entrambi vengono denunciati per tentata rapina aggravata. A San Liberale la presenza di gruppi di ragazzini che si rendono protagonisti di piccoli furti o atti di vandalismo è ben nota. Negli ultimi tempi, a finire vittime di questi episodi, gli operai impegnati nei lavori nel quartiere. Gli spetti ci levano il tappo del serbatoio delle macchine, ci rubano. Adesso abbiamo trovato la scala portata via, tutte quelle piccole cose, piccole dispettini da ragazzi però. Vi portano via anche il materiale per lavorare? Sì, attrezzi, attrezzatura edile, materiali, gasolio. Noi ci troviamo la mattina senza attrezzature, senza niente. Ma sono giochi che fanno, hanno buttato la sabbia nel sedile del rullo così per giocare, però sono sempre piccole cose. Noi dobbiamo... Però rallentano il vostro lavoro. Sì. Il Comune di Treviso avvia l'iter per dotare gli agenti della polizia locale del taser. Cominceremo l'iter di modifica del regolamento di polizia locale e poi faremo ufficialmente richiesta di poter entrare nella sperimentazione, quindi in quelle città
che potranno sperimentare questo strumento. Casugana è pronta ad avviare l'iter per l'inserimento del taser tra le dotazioni degli agenti di polizia locale. Il comune di Treviso va ad aggiungersi ad altre realtà venete che hanno preso in considerazione l'opportunità di fornire al proprio personale il dispositivo ad impulsi elettrici. A Jesolo, ad esempio, la sperimentazione è iniziata da qualche giorno. A Verona il Consiglio Comunale aveva approvato la modifica in tal senso del regolamento già nel 2019. È un ulteriore strumento messo a disposizione per le polizie locali, soprattutto a tutela dei nostri organici, quindi di tutte quelle donne e quegli uomini che garantiscono la sicurezza per i nostri cittadini svolgendo un servizio importante. Ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento e 6 mesi di sperimentazione, ma nessun allarme sicurezza in città dietro al provvedimento. Ci tengo anche ad evidenziare come fino ad oggi in realtà non avremmo mai utilizzato questo strumento, però è altrettanto vero che tutto ciò che posso mettere a disposizione del comando della polizia locale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, ma anche dei nostri agenti di polizia locale, io ovviamente faccio richiesta, lo chiedo e spero anche venga dato in dotazione a tutti i nostri agenti. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita il giorno di Pasquetta Davis Marson, 28enne originario di Salgareda. Le immagini delle telecamere hanno ripreso gli istanti poco prima dello schianto, il racconto dei primi soccorritori. Ore 16:30, la Fiat Punto guidata da Davis Marson, 28 anni, di Salgareda, che imbocca la curva di via Romanziola, 90 di Piave, poi la virata improvvisa verso sinistra. Le telecamere dell'agriturismo riprendono l'arrivo dell'auto, il silenzio, poi l'urto violentissimo contro una vettura che arrivava dalla corsia opposta. Abbiamo sentito un botto, una cosa spaventosa e appunto abbiamo visto l'incidente, siamo usciti e abbiamo portato i primi soccorsi, chiamando il 118 perché altro non abbiamo potuto fare. Subito sono arrivati il soccorso, i pompieri in velocità, ma ormai non c'era più niente da fare. Lo schianto con un'utilitaria con a bordo 3 persone, di cui una signora di 85 anni seduta sul sedile posteriore, che per l'impatto è stata catapultata nella parte anteriore dell'auto. Feriti, ma non in modo grave, sono stati tutti e 3 portati all'ospedale di San Donà di Piave per gli accertamenti del caso. Per Davis Marson, invece, inutile ogni tentativo di salvarlo. Troppo violento lo scontro che ha sbalzato l'auto del giovane sul campo adiacente alla strada. Davis aveva da pochi giorni compiuto 28 anni. A Fausto e Fabio, titolari dell'azienda Opitergina dove lavorava, il messaggio mandato la scorsa settimana: "Non vedo l'ora di tornare", diceva. Il giovane sarebbe infatti dovuto rientrare in queste ore dopo le vacanze pasquali e qualche giorno di malattia trascorso a casa. Lo aspettavamo per festeggiare il suo compleanno, raccontano i titolari. Un ragazzo solare e intraprendente che aveva cominciato a formare i più giovani, che lo seguivano anche nelle sue trasferte all'estero. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello maggiore Loris. Salgareda, paese d'origine del giovane, è in lutto. Nella piccola comunità, infatti, Davis era molto conosciuto, tanti gli amici e i legami con il paese, a partire da quello della famiglia, volontaria da tempo della Proloco paesana. Dispiace che un ragazzo di giovane età così perda la vita in questo tragico incidente. Siamo veramente molto addolorati, tutta la comunità è rimasta sgomenta. Gesto estremo questa notte alla stazione ferroviaria di Lancenigo, frazione di Villorba, morto sui binari un 32enne di Carbonera, travolto dall'ultimo convoglio passeggeri della giornata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Presente anche la polizia per i rilievi che hanno confermato il gesto estremo, fatto purtroppo non nuovo per la stazione di Lancenigo, già teatro di episodi di questo genere, l'ultimo circa un mese fa. La pioggia dei giorni scorsi ha accentuato in diversi punti della pedemontana trevigiana la fragilità dei terreni. Tra i comuni di Valdobbiadene e Miane sono oltre 30 gli alberi che sono stati abbattuti per mettere in sicurezza una delle 5 frane lungo la provinciale che collega Guia a Combai. Stiamo intervenendo oggi e domani con un importante taglio di una trentina di alberi di grosse dimensioni proprio lungo la provinciale che per il loro peso e il terreno instabile a causa dell'acqua
rischiano di schiantare. Strada sorvegliata speciale da venerdì scorso per tutte le festività pasquali dai volontari dell'antincendio boschivo di Valdobbiadene. Ogni 2 ore c'è una sorveglianza alle varie frane e i miei volontari non si sono avuto problemi anche di fare il sabato e la domenica, il giorno di Pasqua, Pasquetta, qui per dare sicurezza alle persone. E questo è solo l'ultimo di una serie di smottamenti che, oltre ad ostruire il traffico lungo una delle strade più frequentate del territorio UNESCO, mette in evidenza la fragilità della pedemontana trevigiana. Novembre ad oggi in questo versante tra Guia e Combay, lungo circa 1,5 chilometri, per un'altezza di circa 400 metri, si sono verificate 5 frane. In gran parte dei casi è il peso delle alberature che porta al cedimento del suolo, quasi tutto in proprietà private. Proprietà private non gestite, non opportunamente manutentate, perché non ci sono valenze economiche alla base che possano permettere il suo continuo stato di manutenzione. La soluzione sta nella prevenzione, sottolinea il sindaco fregonese, lanciando una proposta alla provincia di Treviso. Va fatta un'analisi approfondita anche dal punto di vista geologico di sostegno dei versanti, perché questo può essere un monito in realtà di una superficie ben più ampia, non solo di Valdobbiadene ma di tutta la pedemontana. Sindaco che lancia un'altra proposta indirizzata questa volta ai produttori e al consorzio del Prosecco Superiore per una gestione sostenibile del bosco che al momento copre il 50% delle colline UNESCO. Qui stiamo parlando di un bosco di castagno che può essere valorizzato proprio dalla produzione dei pali di testa dei vigneti in castagno che è pregiato. Sarebbe a chilometro zero con un'economia veramente circolare. Ecco che le colline e l'economia vitivinicola può sostenere la montagna. Finge di essere il sindaco di Castelfranco e con un messaggio su WhatsApp chiede soldi, sventata una truffa ai danni di un conoscente del primo cittadino. Questa mattina mi sono recato presso la stazione Carabinieri di Castelfranco Veneto per sporgere querela nei confronti del soggetto che risponde al telefono numero 351 41, in quanto ha utilizzato il mio profilo, una foto di un mio profilo, per andare a chiedere soldi per i ricarichi a conto gioco. Ecco il profilo con la foto di Stefano Marcone che compariva nel messaggio WhatsApp ricevuto da un conoscente del primo cittadino di Castelfranco che lo ha immediatamente informato dell'accaduto. Il mittente, spacciandosi appunto per il sindaco, chiedeva, vista l'impossibilità di poterlo fare tramite le vie ufficiali, di effettuare una ricarica di un conto gioco di un soggetto di Caserta. Appena venuto a conoscenza del messaggio, Marcone ha sporto querela nei confronti di ignoti per il reato di sostituzione di persona. Ha poi pubblicato sulla sua pagina Facebook l'immagine del profilo, avvisando conoscenti e cittadini di prestare attenzione. Attenzione, dico a tutti coloro che mi conoscono che se ricevono messaggi strani rispetto a questa cosa da questo numero, di non rispondere e di segnalarmelo. Da domani volantini proprio contro le truffe, in particolar modo contro le truffe agli anziani, saranno distribuiti nei condomini aderenti ad Anace e nei supermercati Aspiag della Marca per la campagna promossa dalla Questura Insieme contro le truffe. Oltre 50.000 opuscoli informativi per prevenire le truffe agli anziani, distribuiti nei 25 punti vendita Tespar, Eurospar e Interspar della Marca, ma anche nei condomini gestiti da Anaci. Le due realtà al fianco della Questura di Treviso per prevenire un fenomeno che attraverso tecniche sempre più sofisticate vede vittime le fasce fragili della popolazione. È importante portare questo messaggio di sicurezza anche nelle forme più semplici per arrivare a una diffusione capillare. L'anno scorso in provincia di Treviso sono state circa 2.000 le truffe messe a segno, mentre nei primi mesi del 2024 si registra un netto calo pari al 20-30%. Discorso a parte per tutti i reati che vengono commessi attraverso le piattaforme informatiche, perché essendo ormai globalizzato il mondo, essendo ormai tutto informatizzato, sicuramente molti reati si sono spostati sulle piattaforme. In pochi punti alcune semplici consigli per non cadere vittime delle truffe, ma anche alcune indicazioni rivolte a familiari e vicini di persone anziane. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini, ricordando i numeri d'emergenza a cui rivolgersi, stabilendo un collegamento diretto con le forze dell'ordine.
Si riuscirà a fare un po' di comunicazione in merito a questa truffa. In che maniera? Con dei volantini che saranno apposti sia alle casse e sia anche all'inizio del punto vendita. Aspieg punta ad organizzare nei prossimi mesi anche degli incontri informativi all'interno dei suoi supermercati con personale in divisa. Per il progetto, giunto alla sua quarta edizione, quest'anno coinvolta anche Anaci. I volantini infatti saranno distribuiti nelle cassette postali dei condomini gestiti dall'associazione amministratori, che già da tempo ha sensibilizzato i propri capiscala sul tema truffe. A rete tra di noi è come avere un ottimo risultato, anzi otteniamo molto di più tante volte, perché, come ho detto prima, per i capiscala, quelli che sono un po' più, tra virgolette, interessati, più veloci a capire il messaggio, è un punto di non indifferente. Si è spento a 90 anni Antonio Carpenedo, rivoluzionario del mondo caseario. Con lui è nata e si è consolidata la tecnica dell'affinamento. La svolta nel 1976, quando, riprendendo la tecnica contadina iniziata durante la Grande Guerra, ha inventato il primo formaggio ubriaco della storia, decidendo poi di registrare il marchio inteso come metodo di affinamento e trasformazione gourmet dei formaggi, diventato proprietà esclusiva dell'azienda di Camalò di Povegliano. Su e anche altri metodi innovativi di lavorazione dei formaggi. Antonio si è spento tra le braccia dei suoi familiari la vigilia di Pasqua. Lascia l'amata moglie Giuseppina al suo fianco per oltre 50 anni e i figli Ernesto, Stefania e Alessandro. Un incontro a Montebelluna per discutere sulle possibilità che offrono gli uffici di prossimità, informazioni e orientamento sugli istituti di protezione giuridica, il deposito telematico degli atti per conto degli utenti. L'assessore regionale Donazzana spiega esperienza di successo che avvicina la giustizia ai cittadini. Non più il cittadino fragile va al centro, ma è la centralità dell'amministrazione che si avvicina al cittadino. Un'iniziativa del Ministero della Giustizia con le regioni, e il Veneto è stato uno dei primi a siglare nel 2020 un protocollo e ad attivare con risorse nazionali e locali questo tipo di servizio. Indispensabile la collaborazione dei comuni, che negli uffici di prossimità mettono a disposizione i locali e il personale formato. Ad oggi sono circa 27 gli uffici di prossimità attivati sul territorio regionale. A questi nei prossimi mesi se ne aggiungeranno ulteriori 8. Con una digitalizzazione, con dei servizi anche di informazioni telematiche, la persona non dovrà più recarsi al tribunale, potrà recarsi nel comune più vicino che all'ufficio di prossimità e fare tutte le carte, avere tutti i documenti necessari, tutte le registrazioni che sono quelli competenti per il Tribunale. Un progetto che nasce da due esigenze. Da un lato l'invito della Commissione europea all'Italia a investire sulla giustizia civile per essere più attrattiva per gli investimenti, e dall'altra la ridefinizione della giurisdizione alla luce della chiusura di molti tribunali. La Regione del Veneto con il Ministero della Giustizia ha voluto attivare questi uffici di prossimità, soprattutto per la volontaria giurisdizione. Che cosa vuol dire? Che le persone più fragili, che hanno bisogno di documentazioni per la tutela, la curatela e quindi tutte le fragilità diventano prossime, e abbiamo trovato la straordinaria alleanza con l'istituzione locale, perché c'era bisogno di avere i comuni aderenti. Tra i primi comuni ad aderire alla collaborazione, quello di Montebelluna. Montebelluna ha voluto aderire a questo progetto ancora l'anno scorso, dedicando un funzionario ad hoc proprio per istituire un nuovo servizio che accorcia la distanza tra le istituzioni non solo comunali ma anche regionali e ministeriali con il cittadino. Possiamo parlare di un tribunale smart, una sede smart distaccata presso gli uffici comunali, in cui un funzionario è dedicato proprio a dare consulenza ai cittadini che ne avessero bisogno. A Stroppari di Tezze è inaugurato un campo da basket in nome e in ricordo del 17enne Tommaso Fabris, morto nel febbraio 2023 a causa di una meningite fulminante. Nel nome del basket, della comunità, ma soprattutto nel nome di Tommaso, inaugurato a Stroppari di Tezze un nuovo campetto da basket intitolato a Tommaso Fabris, il ragazzo di 17 anni, morto il 29 febbraio 2023 per una meningite fulminante, dopo aver terminato un allenamento di pallacanestro con la sua squadra di Riese.
Tommaso, promessa del basket, guardia ed ala, cresciuto nell'NBA Bassano, un titolo italiano under 14 con la fascia da capitano, 31, 4 e 70, numeri del cuore per Tommaso, numeri delle casacche che l'hanno visto mettere a segno centinaia di canestri. Mamma Emanuela, papà Cristian e il fratello Alessio, il suo paese, la scuola che frequentava, il liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano, i suoi compagni di squadra, l'amministrazione comunale e tantissimi cittadini. Una comunità riunita e un nuovo campo da basket che non sarà solo un luogo di ritrovo ma un messaggio per tutti. Da Tommaso, piccole cose fantastiche. Continua a vivere ovviamente in tutti quelli che lo hanno amato, i suoi genitori, i suoi parenti, i suoi amici, ma vive anche in tanti ragazzi che condividono e condivideranno la passione di questo campetto. Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Nella Marca 12 nuove diagnosi ogni mese, 300 i minori in carico al centro di riferimento dell'ULSS 2, il Samarotto di Villorba. Io ho un figlio nato nel 2002, si parlava ancora di madre frigorifera, quindi eravamo ancora a livelli della pietra. Da allora è cambiato tanto. Disturbi dello spettro autistico. In Italia ne è colpito un bambino ogni 77. Nella giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo, nelle sue moltissime sfaccettature, i numeri raccontano di un tema su cui si sono fatti molti progressi, innanzitutto culturali, ma che ha ancora bisogno di venire conosciuto e affrontato con i giusti mezzi. Sono un po' stufo delle giornate mondiali o quant'altro perché alla fine per noi non esiste una giornata in cui parlare di autismo, esistono ogni santo giorno, ogni santa ora, ogni santo minuto l'esigenza di parlare dell'autismo e di continuare a lottare. I numeri dicono che ci sono quasi 12 nuove diagnosi ogni mese e che il Samarotto, che è il centro che gestisce l'autismo, ha in carico più di 300 minori. Oggi con tutta una serie di trattamenti abbiamo fatto passi da gigante. Quello che io mi auguro, al di là che vorrei avere una pubblica amministrazione in grado di capire i problemi delle persone con autismo, e sinceramente siamo lontani anni luce, ma vorrei anche a livello scientifico delle aperture. Noi oggigiorno l'autismo è trattato da psicologi, invece bisognerebbe avere un'equipe multidisciplinare in cui tener conto anche, ci sono delle analisi che si possono fare anche durante la gravidanza, si possono fare veramente dei miracoli, si tratta solamente di mettersi e di non aver paura del cambiamento. Molte persone autistiche sono in grado di raggiungere un livello di autonomia possibile per loro, che non è quella che pensiamo noi, e di condurre una vita soddisfacente e inclusiva, e noi abbiamo il dovere di adeguarci a queste nuove innovazioni. Ed adesso una bella storia che leggiamo dal sito dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Dopo il coma e la riabilitazione si sposano a San Giorgio di Cona. Protagonisti un avvocato civilista di Treviso, Enrico Gentili, e la compagna, ora moglie, Sabrina Biscaro. Enrico Gentili, appunto avvocato civilista trevigiano, era stato colpito da un ictus ad inizio di settembre dello scorso anno. Era stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Caffoncello di Treviso, e poi tutta la famiglia si è spostata al centro San Giorgio a Cona, siamo in provincia di Ferrara, per la lunga riabilitazione. Il martedì 26 marzo nella sala riunioni della riabilitazione dell'unità gravi Celebrolesi all'ospedale di Cona si sono detti sì Enrico e Sabrina, con una cerimonia ufficiata all'ufficiale del comune di Ferrara. Insieme a loro le figlie, alcuni familiari e gli operatori sanitari del San Giorgio, che hanno festeggiato questo matrimonio, ma anche l'inizio di una nuova vita per tutta la famiglia. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi della missione di un gruppo di medici veneziani e trevigiani in Sierra Leone. Ci accolgono benissimo, ci ringraziano con grande sorriso, perché quello possono fare e noi non vorremmo sicuramente niente di più. E il nostro è
la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile. Questo è il bagaglio umano che i medici trevigiani e veneziani portano a casa alla fine di ogni missione in Sierra Leone. La prima delle 5 previste per il 2024 si è conclusa qualche settimana fa. 15 giorni che hanno visto il dottor Massimo Dal Bianco, urologo veneziano e capomissione medica, il professor Annibale D'Annibale, chirurgo generale trevigiano, la dottoressa Stefania Sterlicchio, anestesista veneziana, la dottoressa Martin Mazzon, strumentista, e la dottoressa Sara Nalina, assistente in sala Monastier, impegnati in 40 interventi chirurgici, alcuni anche complessi. Quando questa gente sa, primo, che arrivano i medici italiani, secondo, che anche le cure praticamente sono gratuite, è una fila ininterrotta di gente che viene. Allora arrivo di fronte al centro salute che offre cure gratuite, un centinaio le persone in fila che attendevano i medici, che si sono subito messi al lavoro. Dopo un primo screening i pazienti sono stati sottoposti in base alla loro patologia ad alcuni esami diagnostici prima di entrare in sala operatoria. E poi si comincia a operare dalla mattina alla sera. Ad essere effettuati soprattutto interventi per gozzi tiroidei e resezioni della prostata. Alle operazioni ordinarie se ne sono aggiunte poi 5 d'urgenza. In tanti anni che io vado in Sierra Leone, ogni volta vengo a casa convinto che se non c'eravamo noi in quel momento, almeno 3-4 persone sarebbero morte. Medici che, approfittando delle ferie, partono verso l'Africa pagando di tasca propria tutte le spese. Una missione che in un paese in cui un attacco costa 350 euro, la paga media che un cittadino della Sierra Leone guadagna in un anno, ha un grande valore, al punto che anche l'edizione del telegiornale locale ne ha parlato. Ora, tra i progetti futuri, vi è la realizzazione di un alloggio per i volontari e l'ampliamento delle sale degenze, oltre ad un progetto di formazione dei medici della Sierra Leone. E lì c'è un'università, e c'è un'università cattolica dipendente dalla diocesi, e ci hanno chiesto attraverso questo missionario se possiamo fare formazione. Secondo giorno a Roma per 1500 giovani trevigiani partiti ieri per il tradizionale pellegrinaggio organizzato dalla diocesi di Treviso. La giornata di oggi è stata dedicata ad un intenso itinerario a piedi dal Colosseo a San Pietro, che si è concluso con la Santa Messa in Basilica. Ma i giovani trevigiani sono in attesa di incontrare Papa Francesco nella giornata di domani nel corso dell'udienza generale. Il colpo d'occhio sarà assicurato. 1500 giovani trevigiani indosseranno le loro ormai caratteristiche maglie arancioni. Le ragazze e i ragazzi, per buona parte di terza media, con i loro educatori, provengono da oltre 40 parrocchie e hanno riempito 27 pullman. Ed è il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Slavina sui Cadini di Misurina. Poteva essere una tragedia, ma il caso ha voluto che una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza si trovasse proprio dove avveniva la valanga e abbia così potuto soccorrere immediatamente le persone rimaste coinvolte. Eravamo impiegati in un addestramento sci alpinistico nella zona dei Cadini di Misurina e mentre stavamo arrivando su in Forcella abbiamo assistito a questo distacco della meringa sommitale che c'era in Forcella, che ha travolto 2 sci alpinisti che stavano salendo. E immediatamente siamo intervenuti, abbiamo dato l'allarme al 118, con la ricerca ARVA siamo riusciti a localizzare tutti e 2, uno era parzialmente sepolto, l'altro era completamente sepolto, siamo riusciti a disseppellirlo e dopo, grazie al tempestivo intervento dell'elisoccorso, siamo riusciti a portarlo a valle e adesso è in ospedale, insomma, in buone condizioni. Il militare parla al maschile di quanto accaduto sulla Forcella della Neve nel gruppo dei Cadini di Misurina delle Dolomiti Orientali, ma la persona portata da un elicottero dell'ULSS 1 Dolomiti a Belluno, dove si trova in buone condizioni generali, è una 15enne friulana che faceva parte del gruppo i cui illesi abbiamo visto allontanarsi a bordo del mezzo del Carnia Arena International Biathlon Center di Piani Ruzza Forneavoltri, gruppo riportato alla base dall'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Vuoi il caso, vuoi la fortuna, vedi la tabella fornitaci dal soccorso alpino per definire i tempi di sopravvivenza sotto la neve o un angelo custode, ma proprio in quel momento, verso mezzogiorno, una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Oronzo di Cadore stava facendo un'esercitazione
Sono intervenuti quindi immediatamente con la competenza necessaria e la disponibilità dei mezzi indispensabili. Abbiamo fatto la bonifica con l'ARVA, non c'era nessun altro, quindi 2 sci alpinisti. Un caso la presenza dei militari, un caso purtroppo quanto accaduto, perché luogo e condizioni meteo, ci viene detto, erano considerati sicuri, sebbene l'ultimo bollettino neve valanghe dell'ARPAV riportasse pericolo di grado 4. È stata proprio una fatalità, perché quella meringa lì è lì da tutto l'inverno, le condizioni dei pendii sono comunque sicure, la gita era sicura, la casualità che si sia proprio distaccata questo blocco di neve ha travolto gli unici 2 sci alpinisti che erano sulla traiettoria. Nuovo allarme lupi, questa volta arriva da una frazione di Santo Stefano di Cadore. Da quelle colline, siamo a Campolongo, un lupo, vorremmo dire ben educato, è andato verso il paese attraversando la strada di notte quando non c'erano auto sulle strisce pedonali e da una telecamera sotto questo tetto è stato videotrappolato. Un lupo forse un po' troppo confidente, tanto da far sospettare possa trattarsi di un ibridato che, così come recentemente è accaduto anche ad Alleghe, entra in paese e si avvicina in maniera preoccupante alle persone. L'animale è stato immortalato dalla fototrappola posizionata nell'abitazione di Gino De Zolt, che ci ha gentilmente fornito il filmato, capo della stazione di soccorso alpino del Comelico. Successivamente, quello che era probabilmente lo stesso animale si sarebbe avvicinato a una donna che si trovava in compagnia del suo cagnolino, spaventandola a morte. Donna che si è dichiarata fortunata di aver avuto in mano qualcosa da agitare che, insieme alle sue urla, avrebbe convinto il lupo ad allontanarsi. Un fatto del tutto simile, insomma, a quello che ha spinto il sindaco di Alleghe, Danilo De Toni, a scrivere al prefetto di Belluno, Mariano Savastano, per denunciare l'allarme dei cittadini. Quanto accaduto in comune di Santo Stefano di Cadore rincara ora ovviamente la dose. La politica con il punto sulle prossime elezioni, l'analisi arriva dai leader dei 2 partiti più importanti nei rispettivi schieramenti. Dopo il rinnovo del Consiglio provinciale, grandi manovre in vista delle prossime elezioni, perché ci saranno le europee, ma anche tanti comuni medio-piccoli che anche in provincia di Belluno andranno al voto. Ci sono appena state le elezioni di secondo grado della provincia di Belluno. È evidente che è venuto fuori un quadro molto composito con 5 consiglieri di centrodestra, con già alcune divisioni evidenti, la Lega che ha fatto un gruppo isolato, ci sono 3 consiglieri del centrosinistra, il Partito Democratico è parte di questa coalizione di centrosinistra, noi abbiamo posto insieme a tutto il gruppo di Futura alcuni punti che per noi sono vincolanti prima di fare qualsiasi altro ragionamento di composizione di maggioranze. È un nuovo assetto che prevede, alla luce anche dei risultati del centrodestra che sono stati buoni, non ottimi. Noi speravamo di fare oggettivamente un consigliere in più, ma insomma sono 5 consiglieri. Adesso giustamente Padrini ha iniziato le consultazioni, cerca di capire qual è l'assetto con il quale affrontare le nuove sfide, che sono tante, anche le vecchie sfide che non si sono risolte in questi anni, però insomma noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Credo che abbiamo 2 esponenti, sia Bortoluzzi che il sindaco Caligaro, che sono ottimi e che quindi potranno essere molto utili a questa comunità. Fratelli d'Italia che si candida ad essere il primo partito, e non solo del centrodestra, anche in provincia di Belluno. PD che sulla sponda opposta ha sicuramente la leadership, anche per i risultati da sempre modesti ottenuti nelle terre alte dal Movimento 5 Stelle. I comuni del Bellunese non abbiamo molti comuni, non abbiamo nessun comune sopra i 15.000 abitanti, abbiamo tanti comuni anche importanti come Borgo Valbelluna, come Ponte nelle Alpi. Il centrodestra cercherà sempre di schierare i migliori candidati possibili. Ci sono tantissimi comuni in provincia che vanno a votare, stiamo lavorando un po' su tutti i fronti, vediamo poi quante situazioni riusciremo un po' a chiudere, però è chiaro che sono elezioni importanti e c'è un buon movimento, devo dire. Un ultimo aggiornamento di cronaca dal Trevigiano. Un uomo di 29 anni accusato di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei genitori è stato condannato oggi a 3 anni di reclusione dal Tribunale di Treviso. L'imputato, dopo aver commesso piccoli reati a Milano, era tornato a Treviso ad abitare con i genitori. Il clima si era tuttavia rapidamente deteriorato fino alle violenze fisiche e alle minacce con oggetti da taglio, nonostante un divieto di avvicinamento imposto dalla magistratura la scorsa estate, la cui violazione aveva reso necessaria la sua detenzione in carcere. È davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Temporaneo calo della pressione atmosferica. La giornata sarà dunque caratterizzata da una locale instabilità. Il dettaglio di mercoledì 3 aprile. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Avremo qualche precipitazione, specie di pomeriggio, in montagna, localmente fin verso le pianure limitrofe. Generalmente asciutto altrove. Temperature in contenuta variazione, minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese tra 13 e 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà pressoché coperto e in giornata, come ci mostra la grafica, saranno possibili piogge sparse, in genere deboli e meno probabili sulle zone costiere. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo prevarranno le nubi con solo degli sprazzi di sole e in giornata saranno possibili anche dei rovesci. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.